77 anni di carcere totali per gli imputati che tra il 2013 e il 2015 insieme ad altri misero sotto scacco mezzo Veneto con usure, estorsioni, minacce e lesioni. Affiliati all''ndrangheta ma anche imprenditori complici nel sottomettere altri imprenditori in difficoltà. È la sentenza del filone padovano del processo al clan bolognino legato alla cosca calabrese guidata da Nicolino Grande Aracri. Una piaga scoperta dall'indagine Camaleonte condotta dai Carabinieri di Padova e dalla Guardia di Finanza di Venezia su coordinamento della DDA di Venezia. Sotto accusa il gruppo dei fratelli Bolognino, Michele, condannato in abbreviato, e Sergio, condannato oggi alla pena record di 20 anni, entrambi direttamente collegati alla cosca Grande Aracri e già in carcere in seguito alle sentenze del processo Emilia. Oltre a Sergio Bolognino, il Tribunale Collegiale di Padova ha condannato a 16 anni e 6 mesi il braccio destro di Bolognino, Antonio Genesio Mangone, considerato il picchiatore del clan, 9 anni e 4 mesi all'imprenditore padovano Luca De Zanetti, 8 anni e 10 mesi al calabrese Stefano Marzano, 5 anni e 4 mesi per il padovano Emanuel Levorato, 8 anni e 10 mesi per il trevigiano Antonio Gnesotto di Villorba, 8 anni e 10 mesi per Francesco Agostino. Nel 2019 l'operazione Camaleonte aveva portato all'arresto di oltre 50 persone, molte delle quali già condannate in abbreviato a pene complessive per oltre 116 anni. L'inchiesta era partita nel 2013 in seguito alla denuncia di un imprenditore trevigiano che era stato picchiato davanti alla sua ditta di Galliera Veneta. Alla Regione è stato riconosciuto un risarcimento di 400.000 euro che si sommano ai 500.000 già risarciti per la stessa inchiesta in abbreviato. È la dimostrazione che la giustizia arriva sempre, il commento del capo della DDA di Venezia, Bruno Cherchi. Le vittime, prosegue, devono denunciare. Solo così si arriva a questi risultati.